L'omicidio di Anica Panfili ad Arcade, si cercano indizi dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Intanto a Spresiano qualcuno ha deposto fiori e lumini lungo il canale della Vittoria, dove il corpo potrebbe essere stato gettato. Incidente nel pomeriggio a Treviso, l'auto condotta da una donna si schianta contro una moto all'incrocio tra Viale Luzzatti e via Botteniga. Grave il Centauro 51enne. Con un petardo ad alta carica esplosiva alla vigilia di Capodanno avevano divelto parte del cannone del monumento all'artigliere di Nervesa. 3 ventenni identificati dai carabinieri per l'atto vandalico che aveva scosso la comunità. Nonostante telecamere e allarmi, 7 furti su 10 nei negozi del Veneto restano impuniti. Il dato della CGIA di Mestre: servono più controlli e maggiore percezione della sicurezza, dicono artigiani e commercianti. Ballottaggi, 4 comuni al voto domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, occhi puntati su Vicenza e Bedelago. Lunedì dalle 14.30 lo speciale ring in diretta con risultati, collegamenti e ospiti. Sul progetto delle casse di espansione sulle Grave del Piave a Ciano, la sindaca di Crocetta del Montello torna a difendere il territorio, attesa per settembre la sentenza del ricorso contro la regione. Fine settimana dedicato all'orientamento scolastico al Palazzetto dello Sport di Maser. Più di una ventina di istituti scolastici della Pedemontana del Grappa hanno incontrato ragazzi e famiglie. Più 30% di presenze rispetto ai numeri pre-pandemia. Ad Asole boom di turisti, la passeggiata della Rocca la più gettonata e sempre più inglesi e americani acquistano casa nella città dei 100 orizzonti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è ancora in primo piano. L'omicidio di Anica Panfili ad Arcade. Si cercano indizi sulle sue ultime ore dai filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali. Intanto a Spresiano qualcuno ha deposto fiori e lumini all'altezza di un ponte sul canale della Vittoria. Via del Fante a Spresiano, dove la strada confluisce in via Barcador. A un centinaio di metri dal monumento ai caduti scorre lo scarico del canale della Vittoria che porta al Piave, e proprio lì, sul ponticello stradale che lo attraversa, qualcuno ha lasciato nelle scorse ore un mazzo di fiori e 2 lumini. Il luogo dove domenica scorsa è stato ritrovato da un pescatore. Il corpo di Anica Panfili è poco lontano, sul fiume. La mano che ha lasciato i fiori può aver ritenuto questo ponte il posto più accessibile in cui lasciare un pensiero in memoria della 31enne ritrovata senza vita, ma guardandosi intorno viene da pensare che proprio in questo punto il responsabile della morte di Anica possa aver fermato la macchina e del tutto indisturbato abbia gettato in acqua il corpo. Qui la corrente è particolarmente impetuosa e a metà del tratto verso il fiume compie un'ulteriore accelerazione. La salma della giovane madre è stata ritrovata poco distante, più a sud, vittima di un omicidio che resta da capire se sia stato volontario o preterintenzionale. Questo è presto per dirlo, perché prima bisogna cercare di scoprire se omicidio è stato, chi lo ha commesso e poi in quali circostanze e per quali motivi. Sono stati sentiti tutti i soggetti con cui è nota una frequentazione della giovane mamma, dall'attuale compagno Luigino De Biase all'ex datore di lavoro Franco Battaggia, ex Primula Rossa della Mala del Brenta, che da tempo tra Arcade e Spresiano si è rifatto una vita. Vagliata anche la posizione dell'ex marito di Anica, Basilica Lungu, attualmente in Romania. Ad Arcade, dove la 31enne è stata vista per l'ultima volta, è funzionante un capillare sistema di videosorveglianza che i carabinieri stanno scandagliando. Ho voluto per il mio paese fare proprio un reticolo di occhi elettronici per vigilare sul territorio. Ricordo che le immagini che hanno permesso di scoprire l'omicidio quella volta di Coghetto, che appunto è stato scippato dai nomadi. Il sindaco Presti non ricorda di aver mai visto Anica. Onestamente io non l'ho mai vista, suppongo da quello che ho letto che frequentasse appunto alcuni locali, ma onestamente io dove vado io non l'ho mai vista, non l'ho mai notata. Ma il caso inquieta e fa discutere ad Arcade, e anche per questo il primo cittadino si augura che venga al più presto fatta chiarezza. Auspico che siano utili alle indagini, perché la famiglia penso che abbia diritto ad una risposta a cosa è successo a questa povera donna, e lo vuole anche la mia comunità, perché non sappiamo se possa essere avvenuto appunto il delitto qui nel nostro territorio oppure altrove, quindi anche noi ci interroghiamo e vorremmo delle risposte. Intanto in queste ore è in corso il recupero di un corpo nella zona di Silea, il corpo di un uomo anziano. Potrebbe trattarsi proprio dell'anziano che 4 giorni fa era scomparso dalla zona della Restera a Treviso, ma ovviamente tutto in fase di accertamento e recupero in corso da parte dei vigili del fuoco. Si sta occupando di questo la questura di Treviso. È stata anche una giornata all'insegna di tanti drammatici incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo poco più di un'ora fa
a Negrisia di Ponte di Piave, uno scontro frontale fra due auto con un automobilista portato in serie condizioni con l'elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso, e poi schianti con le moto a Cimagrappa, una moto che si è scontrata contro un'auto, un Centauro in gravi condizioni. Come gravi il Centauro 51enne che è invece finito contro un'auto a Treviso tra Viale Luzzatti e Viale Bottenica. Paura in Viale Luzzatti per lo scontro tra un'auto e una moto con il Centauro sbalzato di sella. L'incidente si è verificato verso le 16 alle porte della città. All'altezza di via Botteniga, l'Opel Zafira, condotta da una cittadina ivoriana di 45 anni, è entrata in collisione con la moto condotta da un 51enne trevigiano che è schizzata in aria, come ha raccontato la donna al volante della vettura. Ho visto che moto è stato volato sopra la macchina. Le conseguenze per il motociclista sono state meno drammatiche di quanto sembrava in un primo momento. Soccorso dai sanitari del SUEM 118, è stato trasportato al pronto soccorso ma non risulta in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata ai carabinieri della compagnia di Treviso. Stando ai primi dati, l'auto che procedeva verso la città avrebbe tentato di svoltare a sinistra non accorgendosi dell'arrivo dalla direzione opposta della moto. Inevitabile l'impatto. Fu un gesto, lo ricorderete, che provocò sdegno e rabbia nella comunità di Nervesa, il vandalismo al monumento degli artiglieri di Nervesa, era la vigilia di Capodanno. Ora i carabinieri hanno identificato e denunciato i presunti responsabili. Non era mai successo niente finora e questo è un fatto che ci scuote un po' tutti. Giuseppe Tartini, presidente dell'Associazione Artiglieri di Nervesa della Battaglia, aveva usato queste parole ai nostri microfoni per commentare l'esplosione che la notte prima aveva danneggiato la bocca di fuoco del cannone del monumento di Piazzale Santa Barbara. A distanza di 5 mesi, i carabinieri della compagnia di Montebelluna, basandosi su testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato per danneggiamento aggravato i presunti responsabili. Si tratta di 3 ragazzi del luogo, poco più che ventenni e incensurati. L'autorità giudiziaria vaglierà ora la loro posizione in base alla volontà di ammettere le proprie responsabilità e di risarcire il danno che ammonta a diverse migliaia di euro. Al cannone finito nel mirino dei vandali, le associazioni d'arma di Nervesa riunite avevano dedicato nei giorni seguenti a quell'episodio un minuto di silenzio. E ci auguriamo che questi fatti non si ripetano più. Non un vero e proprio ordigno, ma uno o più petardi con una potente carica esplosiva erano stati inseriti nella volata del pezzo di artiglieria. Era la vigilia di Capodanno e per quei 3 ventenni si trattava solamente di botti. Poco importavano le conseguenze. La piattaforma del monumento è tuttora vuota, il cannone è in restauro da parte di una ditta specializzata e al suo posto dovrebbe ritornare intorno alla metà di giugno. Allora parliamo di furti e razzie nei negozi. 7 furti su 10 nei negozi del Veneto restano impuniti. E questo è il dato shock che emerge dalla nuova ricerca della CGA di Mestre. 500 episodi in un anno nella Marca. Servono più controlli e maggiore percezione di sicurezza. Solo così la gente frequenta i locali, dice Federico Capraro di Ascom. Nonostante molti negozi siano diventati dei fortini, dei veri e propri bunker, controllati 24 ore su 24 dai sistemi di videosorveglianza, i danni economici provocati dai furti e dalle spaccate rimangono ingentissimi. In Italia c'è un furto in negozio ogni 9 minuti e solo in Veneto e solo nel 2021 sono state 4.493 le denunce per un danno complessivo quantificabile in 400 milioni di euro. Non solo, e forse è questo il dato più sostanziale, 7 furti su 10 restano impuniti. A certificarlo l'ultimo studio della CGA di Mestre, economia e sicurezza vanno di pari passo. Nella nostra regione la maglia nera va a Venezia, 134 furti ogni 100.000 abitanti, seguono Verona, Padova, Rovigo, Vicenza. Belluno è ultima con 46, preceduta da Treviso 57. In termini assoluti per la Marca si parla comunque di 500 episodi denunciati in un anno. Servono più controlli, dicono anche i commercianti. I motivi sono 2. Il primo ovviamente per cercare di arginare e di risolvere questo problema, e il secondo per far aumentare la percezione della sicurezza, che è un altro aspetto. Oggi la gente deve essere più sicura, ma soprattutto deve sentirsi più sicura. C'è anche un aspetto psicologico sul quale dobbiamo lavorare, altrimenti le persone frequentano meno, escono di meno, vivono meno le nostre città.
Ma l'impunità ha a che fare sia con la prevenzione che con la gestione della giustizia, come sottolinea il noto ex magistrato Piero Calabrò nel Trevigiano per un'iniziativa benefica. Inevitabile partire dalla riforma Cartabia e dalla sua rimodulazione da parte del ministro Nordio. Si fanno riforme, poi si fa la riforma della riforma, poi quando cambia la maggioranza non va più bene nemmeno quella. Settori come la giustizia non possono essere stravolti periodicamente in base alle opinioni di questo o di quell'altro partito o di quell'altra maggioranza. Faccio solo un esempio: in Inghilterra, in Francia, in Germania hanno più o meno lo stesso sistema, le stesse leggi, nonostante siano cambiate le maggioranze da 30, 40, 50 anni. La politica adesso con la vigilia di ballottaggio a Vedelago, unico comune della Marca che torna al voto a 2 settimane dal primo turno. Dopo una campagna elettorale fatta di veleni e polemiche sfociata con diverse espulsioni in Casalega, la parola definitiva passa ai cittadini di Vedelago e sicuramente sarà una sfida all'ultimo voto per il comune più popoloso della Marca occidentale dopo Castelfranco Veneto. Il primo turno era finito sul filo del rasoio: Giuseppe Romano con il 44,41% dei consensi, Marco Perin arrivato al 45,03%, in termini assoluti 48 preferenze. Romano è sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, la lista Denisse Braccio e Futuro in Movimento. Marco Perin, ex vice sindaco della passata giunta, è alla guida di 3 civiche: Marco Perin sindaco, Cristina Andretta, I Love Vedelago e I Care. Lo strappo interno alla Lega è stato feroce, la stessa ex prima cittadina dopo 2 mandati ne è stata espulsa. Insomma, chiaro che a Vedelago si giochi una partita parallela dove fattore politico, personale e amministrativo si fondono e si confondono. Sarà interessante capire se e dove si posizioneranno i voti del Partito Democratico, che al primo turno si era presentato con Fiorenza Morao, e quelli di Renzo Franco, anche lui ex leghista. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 maggio, e questo nei 18 seggi del territorio. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Antenna 3 sarà in diretta già dalle 14:30 con una maratona elettorale, collegamenti e analisi, vincitori e vinti. Chiuse le urne si sale sul ring di Ferdinando Avarino per un ballottaggio tutto da raccontare. Adesso a Crocetta del Montello, dove continua il braccio di ferro, la battaglia sul progetto delle casse di espansione sulle Grave del Piave a Ciano. Dobbiamo aspettare settembre, fine settembre, quando ci sarà un'ulteriore udienza. E speriamo che si scelga di fare un approfondimento su questo tema, perché anche a livello proprio giuridico, perché è importante non calare sul territorio una scelta così poco condivisa. Si emoziona Marianella Tormena, sindaca di Crocetta, nel parlare dell'annosa questione delle casse di espansione alle Grave di Ciano. Dopo il rinvio a settembre del procedimento avviato dal comune di Crocetta del Montello per bloccare la realizzazione delle casse di espansione da parte del Tribunale delle Acque di Roma, la sindaca torna a sottolineare l'importanza della tutela dell'ecosistema del territorio, che con la costruzione dei bacini verrebbe deturpato. Succede che quel posto viene scavato, diventano 550 ettari di una cava. Una cava, se viene abbassato come prevedono nelle proposte che sono state inoltrate allo Stato per poter portare a casa i soldi della progettazione che si sta facendo, che la Regione sta facendo, diventa un'eccezionale cava per più 10, 15, 20 anni. Più verranno costruiti 13 km e mezzo di barriere attorno, che saranno delle grosse anime in cemento armato, coperte di terra, che poi mi chiedo quanto possa resistere su una piena, una cosa del genere, uno scempio totale. La soluzione, secondo la sindaca, sarebbe quella di coinvolgere tutti i territori bagnati dal Piave, dalla fonte alla foce, in modo tale da intervenire in modo omogeneo e strutturato. L'ingegneria idraulica è molto cambiata, dice la sindaca. Adesso si tende a privilegiare la manutenzione degli alvei più che a intervenire con grandi e costose opere. Questo non sta succedendo, si sta agendo con una visione vecchia del territorio. La cassa è dentro al Piave, è in golena e non si tolgono campi e erba che poi possono essere facilmente ripristinati. Si tolgono aree SIC ZPS, prati aridi unici nella loro naturalità, e boschi. Quando sono tolti non tornano mai più.
Una battaglia, la sua e quella di quasi tutti gli altri sindaci dei comuni rivieraschi, sostenuta dai cittadini e che si sta ancora giocando. Da quando sono stati fatti i ricorsi siamo andati di udienza in udienza e adesso l'ultima dovrebbe essere a settembre. Cosa vi aspettate? Di vincere. È stata una settimana quella che si sta per chiudere, nella quale hanno risuonato le parole shock a Genova nel corso del processo per la tragedia del crollo del ponte Morandi, le parole dell'ex amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione Gianni Mion, che come abbiamo raccontato ha detto in aula che sapeva da anni, dal 2010, che il ponte fosse a rischio crollo, ma poi non ha detto nulla né fatto nulla e ha anche aggiunto al mio più grande rammarico. Parole che hanno fatto discutere. Ieri sera a Ring, ospite di Ferdinando Avarino, c'era Federico Cerne, sopravvissuto triestino alla tragedia del ponte Morandi, che così ha commentato le parole di Mion. Nessuno ha detto niente, non hanno fatto nulla, hanno firmato un'autocertificazione e poi purtroppo 8 anni dopo sappiamo quello che è successo. Sì. Tu mi hai svelato che non avevi seguito nulla, non sapevi nulla. No, perché hai cancellato? Cosa hai fatto? No, hai ho resettato? cancellato, nel senso la vita va avanti, quindi ho altre cose più importanti da fare che seguire una cosa che secondo me comunque non finirà in niente, sinceramente. Quindi, tu dici? Sì, quindi come non mi sorprendo di quello che mi hai raccontato, che era una cosa che risaputa già dal 2010 e quindi purtroppo in Italia, come tutte le cose, deve sempre scapparci il morto, in questo caso 43. È ancora molto provato a distanza di quasi 5 anni, tanto da non seguire più la vicenda sui media. Federico Cerne, il fisioterapista triestino superstite del crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, è quasi riluttante a commentare la dichiarazione di Gianni Mion, ex amministratore delegato di Edizione, la holding della famiglia Benetton, che davanti ai magistrati ha detto: il ponte aveva un difetto originario di progettazione ed era a rischio crollo. Lo sapevamo tutti fin dal 2010. Però... Sì, però un conto è sapere, no? Cioè, questo certo. Cioè, quando... però, se io ti dico sapevano e non hanno fatto niente, tu cosa dici? Mi viene spontaneo dire che gli interessi economici vengono sempre messi davanti alla sicurezza in questo caso, ma anche alla salute delle persone. Io magari adesso ho la fortuna che te lo posso raccontare, posso esprimere il mio pensiero. Ci sono altre 43 persone che non possono fare la stessa identica cosa. Tra l'altro appunto lui avrebbe detto non ho parlato, non ho detto niente, forse per paura e non ci siamo resi conto, o avevo paura di perdere il posto di lavoro. Questo ha detto Mion anche. Che pensi? Che io per fortuna ho un'altra etica e quindi... E magari a questo punto sono io quello sbagliato, perché se tutti ragionano così... Mi auguro di no, lo spero anch'io, ma ne sono convinto. Lungo e complesso è stato il percorso riabilitativo del 39enne triestino, che da allora ha subito ben 10 interventi per gli effetti della caduta, dalla quale si è salvato insieme all'allora fidanzata Rita Giancristofaro. E ancora oggi di quel terribile incidente Federico Cerne non ricorda nulla. Cioè che pensiero hai avuto? Che ho avuto fortuna, perché se ho saputo, anche lì l'ho saputo 5 giorni dopo, perché mi ricordo che ho chiesto a mio papà come va, mi ha detto bene, sta arrivando Mattarella. La prima domanda che io ho fatto: per me viene Mattarella? Cioè, mi fa no, per i funerali di Stato, perché ci sono stati 43 morti. E allora lì ho capito, è un incidente, allora è importante. Mamma mia. Torniamo a Treviso in attesa delle decisioni di Mario Conte sulla squadra. La giunta, come sapete, attesa per mercoledì la giunta del Mario Conte bis. Come sappiamo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, è stato fissato per il 6 giugno il primo consiglio comunale del secondo mandato di Conte, e la prima interpellanza nel primo ordine del giorno sarà dedicata ai giovani alle prese con l'aumento dei mutui. Presenteremo un ordine del giorno per la risoluzione, almeno in parte, di un grave problema. Grazie agli aumenti dei tassi della BCE
attuata nell'ultimo anno e mezzo, 7 provvedimenti di aumento, hanno fatto sì che tutti quelli che avevano fatto un mutuo variabile, a tasso variabile per l'acquisto della prima casa, si stanno trovando in forte difficoltà. Sarà il primo ordine del giorno del nuovo Consiglio Comunale di Treviso. A presentarlo il prossimo 6 giugno Giancarlo Iannicelli nella veste di consigliere comunale dopo l'addio alla carica di Presidente del Consiglio al Palazzo dei 300 che ha rivestito negli ultimi 5 anni. Ora la sua attenzione torna sul territorio, in particolare ai cittadini, alle prese con i mutui prima casa a tasso variabile. Se pensiamo che il 90% di chi ha fatto il mutuo sono coppie con età media di 35 anni, il fatto è grave perché si trovano a non poter più affrontare questa spesa. Da un mutuo umano di 600 euro siamo oltre 1.000 euro. Per questo Iannicelli chiederà un impegno a sindaco e giunta da portare a Roma. Attraverso il nostro sindaco che è sensibilissimo a questo problema e che vive il problema abitativo a Treviso, che si andrà a aggravare perché tante coppie non riusciranno a pagare il mutuo e dovranno lasciare una cosa di uno shock fortissimo. Quindi invitiamo il governo a prendersi, a fare un provvedimento, d'altronde già fatto da un governo nel 2009, ancora governo di centrodestra, che si è assunto l'onere dell'aumento dei tassi attraverso le banche. Allora il governo Berlusconi prese in carico gli aumenti dei mutui prima casa, lasciando in carico ai contraenti solo il tasso patuito alla stipula. Un provvedimento che è molto più sano, aiuta veramente le coppie giovani, a differenza del bono facciate, del 110% e soprattutto del reddito di cittadinanza. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Maser per parlare di formazione e lavoro. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso e allora, come dicevamo prima della pubblicità, andiamo a Maser, un fine settimana dedicato all'orientamento scolastico al Palazzetto dello Sport. Più di una ventina di istituti scolastici della Pedemontana del Grappa hanno incontrato ragazzi e famiglie aiutandoli nella scelta formativa. Protagonisti gli studenti che si sono raccontati agli alunni della terza media. Sono uno studente dell'ente di formazione Irigem a Rosà. Sto frequentando il 4º anno e oggi siamo qui alla Fiera di Maser. Stiamo presentando per l'appunto le 2 sedi, sede di Bassano e di Rosà. Protagonisti delle loro scuole raccontandole alle famiglie ma soprattutto ai ragazzi che devono prendere una decisione importante che segnerà il loro futuro. E questa è la scelta vincente di diversi istituti scolastici che in questo fine settimana stanno animando la seconda edizione della Fiera dell'Orientamento che si sta svolgendo al Palazzetto dello Sport di Maser. Dietro la presenza vigile degli adulti, questi ragazzi hanno raccontato non solo la loro scuola ma la difficoltà e i successi del percorso scelto, offrendo la loro esperienza a chi deve ancora decidere. Una manifestazione che l'amministrazione comunale ha voluto ripetere dopo il successo dell'anno scorso. Fatta la prima edizione abbiamo riscontrato appunto parere positivo da parte degli insegnanti, degli istituti comprensivi e dai genitori stessi degli alunni. 24 gli istituti presenti con i loro stand da tutta la fascia pedemontana del Grappa e con loro le associazioni artigiane, segno di un rapporto stretto tra formazione e mondo del lavoro. Bisogna ponderare molto bene questa scelta, farsi aiutare dai propri genitori e vogliamo mettere la nostra esperienza quando eravamo noi giovani e dove siamo arrivati e che futuro può dare il mondo artigiano basato soprattutto sulla manualità. L'obiettivo principale è quello di trasmettere ai giovani quelle che sono le competenze che vengono richieste poi nel mondo del lavoro da parte delle aziende artigiane in questo caso. Intensa la presenza di ragazzi e famiglie davanti agli stand delle scuole con particolare attenzione al mondo dell'informatica e alle nuove tecnologie. Mi chiedono soprattutto cosa facciamo e perché lo facciamo. Quindi diciamo che cercano di capire com'è il nostro mondo e come possono entrarci dentro. Orientamento importante per non dover poi cambiare in corsa il percorso formativo. Mentre in un istituto tecnico rispetto al mio impari la teoria e poi forse ti fanno fare la pratica, qua impari tutti e due insieme, quindi è più facile imparare le cose. Ecco, come vedi manifestazioni come questa? Beh, le vedo un'opportunità ovviamente molto, molto grande, apposta per i ragazzi anche di età più piccole, che possono effettivamente capire cosa vogliono andare a fare nella vita. Tu avevi già avuto degli appuntamenti di orientamento quando frequentavi le medie e che cosa ti è servito? Sì, e appunto ho visto l'Irigem
e mi è molto piaciuto. Poi sono andata a informarmi sugli Open Day e mi sono veramente trovata bene. Altro settore emergente, particolarmente legato al turismo delle nostre zone, è il settore benessere, con grande interesse di giovani e famiglie. Vedono sia un futuro lavorativo che una cosa personale, perché insomma deve piacere questa cosa qua, e come futuro sì, anche perché nel settore del benessere c'è molta gente al giorno d'oggi, insomma, e quindi sì, c'è molta richiesta. Ancora studenti, ancora ragazzi, stavolta lezioni di legalità, temi soprattutto del bullismo, del cyberbullismo, assieme alla Nazionale Magistrati. Accade a Crocetta del Montello. Riuscire a sensibilizzare quelle persone che magari per determinati motivi tendono ad avere certi comportamenti che non vanno bene e mettere insieme tutto per avere più figure professionali e anche del territorio per aiutare queste persone e essere a loro disposizione per poter riuscire ad essere tutti insieme operatori per il nostro territorio e riuscire a fare bene per loro. L'evento conclusivo di un percorso nato mesi fa e che mette insieme più figure della nostra società. Dal comandante della stazione dei Carabinieri ad esperti che si sono impegnati a spiegare nelle scuole i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ma anche il vasto tema della legalità e dell'importanza del rispetto delle regole per una convivenza pacifica nella società. Non ultimo, l'incontro con la Nazionale Magistrati, che con l'organizzazione di partite di calcio promuovono incontri formativi per i ragazzi. Quando andiamo a giocare a calcio lo facciamo sempre per beneficenza e sempre collegandoci a manifestazioni di questo tipo, quindi sempre cercando di parlare con i ragazzi, in particolare nelle scuole, di legalità, di sviluppo della legalità, di far capire come la legalità e il rispetto delle regole fin nelle sue più piccole forme e non solo negli aspetti più grandi. Un progetto socio-educativo e sportivo, il calcio come strumento per insegnare i valori del rispetto e dell'inclusione. Attraverso il calcio siamo educatori, normalmente anche noi insegniamo l'educazione, la disciplina, la concentrazione, che sono cose molto importanti e necessarie nella vita. L'incontro con i magistrati arriva in un momento importante. Nel post-Covid, infatti, insegnanti e dirigenti scolastici sottolineano la necessità di percorsi di questo tipo per rispondere a dei disagi che sono, ad oggi, in aumento. Per noi è fondamentale tenere desta l'attenzione dei ragazzi sull'importanza del rispetto delle regole, soprattutto in ottica preventiva. Dopo il rientro a scuola, dopo la pausa forzata della pandemia, riscontriamo una necessità maggiore di richiamare proprio al rispetto delle regole, alla convivenza serena e rispettosa tra i ragazzi. Quindi iniziative come queste sono per noi di importanza veramente grande. Da Crocetta del Montello ad Asolo, dove conti alla mano è boom di turisti con un più 30% rispetto al 2019, quindi prima della pandemia, e non ci sono soltanto i turisti ma anche chi tra inglesi e americani soprattutto ha deciso di comprare casa ad Asolo. Se io guardo da un punto di vista immobiliare, alcuni palazzi, ville che da molto tempo da decenni erano chiusi, non abitati, sono stati acquistati da inglesi o americani. Parla esclusivamente inglese il nuovo boom immobiliare di Asolo. A confermarlo un soddisfatto sindaco Migliorini, che guarda la città di Cento Orizzonti come la perla turistica della Marca. 2023 sta andando molto bene i dati dei prenotamenti e anche già delle prenotazioni sono ben superiori rispetto al 2019, un 30% oltre il 2019. Turismo soprattutto straniero che si divide tra il superlusso del Cipriani e la semplicità del bed and breakfast. Stiamo notando un maggior flusso di un turismo sostenibile, quindi che va alla ricerca del luogo tranquillo, della natura, del camminare e dell'andare in bicicletta all'interno delle rete delle ciclovie della Regione Veneto. Cresciute dunque le strutture familiari come le case vacanze, in una città dove anche i parcheggi vanno letteralmente a ruba. L'ultimo trend che ci è stato fornito dalla ditta che li sta gestendo dimostra non tanto rispetto agli anni del Covid o post-Covid, ma al 2019 addirittura un utilizzo per quanto riguarda Piazza Brugnoli, quindi la piazza centrale, di un 40% in più.
Ma il vero successo di Asolo sono le presenze per la passeggiata sulle mura della Rocca, ripristinata nel 2020 in piena pandemia, è diventata, soprattutto al tramonto, appuntamento immancabile per gli innamorati. Media tra il sabato e la domenica dai 6 ai 700. Natura, abbiamo visto bellezza, territorio e musica. E allora la prossima settimana al via Sile Jazz. Tanti concerti, 21 in 15 comuni del territorio del Sile su 3 province, Padova, Treviso e Venezia. Sono tantissimi gli eventi, gli artisti italiani e internazionali. Chiuderemo con la crociera jazz in Laguna, che sarà un evento molto importante, molto bello, molto suggestivo, ma in questo percorso incontreremo tanti artisti, tra cui Paolo Fresu e Omar Sosa, per dire il 1° luglio a Vedelago, sicuramente il nostro evento di punta, e in collaborazione con Asolo Musica all'Isola di San Giorgio a Venezia il piano solo di Hurricane, tanto jazz italiano e non da scoprire. A questo onore il titolo del Sile Jazz 2023, un festival ecologico e sostenibile. Da alcuni anni noi abbiamo un taglio ecologico, un'attenzione che anche quest'anno ci sarà con la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso in collaborazione con Rock in Motion, e poi la giornata ecologica, che è una giornata di pulizia del fiume, si va in canoa, si raccolgono le immondizie e poi c'è un bellissimo concerto all'Oasi Naturalistica di Cervara. Fare cultura valorizzando il territorio. È un progetto straordinario che unisce una serie di tematiche che noi abbiamo a cuore, certamente la cultura con un jazz di altissimo livello, la sostenibilità, perché insomma questo progetto si basa proprio su alcuni accorgimenti e alcune azioni, iniziative di sensibilizzazione. Innanzitutto si invita il pubblico ad andare nelle varie location in bicicletta, e poi è un progetto che vede protagonisti 15 comuni, quindi un'area vasta che è collegata da quel nastro straordinario che si chiama Fiume Sile e che è un ambiente naturalistico che ci invidia tutto il mondo. Adesso noi andiamo nel Bellunese. In provincia di Belluno è ancora il momento di parlare del Giro d'Italia per le 2 tappe che hanno appunto caratterizzato le ultime 2 giornate. Non solo l'entusiasmo, ma anche il rilancio del turismo, il rilancio della zona delle Dolomiti, un vero e proprio biglietto da visita anche ovviamente in chiave 2026. Allora il bilancio di questi 2 giorni nel prossimo servizio. Il Giro d'Italia ha lasciato il bellunese dopo 2 giornate che resteranno nella memoria e che spingono la provincia a tracciare un primissimo bilancio, incrociando le stime dei presenti lungo il tracciato e i dati audite degli ottimi ascolti televisivi. Mai forse come in quest'anno siamo riusciti a portare a casa un risultato così importante con una partenza e 2 arrivi di tappa, un lavoro costruito insieme alla Regione del Veneto che è riuscito a portare migliaia e migliaia di persone proprio sui nostri tracciati. Tra Passo Tre Croci e Tre Cimi di Lavaredo sono state stimate lungo il percorso circa 120.000 persone, tanto che sin da ora la provincia di Belluno si candida ad ospitare almeno una tappa del Giro anche nel 2024. Un'altra, secondo me un po' cosa che mi ha colpito è stata la presenza di tantissimi stranieri. Io ho visto bandiere veramente di tantissimi paesi, anzi poche italiane per la verità e moltissime estere, però questo significa che il Giro, al di là del campione ovviamente che viene tifato dei propri connazionali, devo dire che la voglia di Giro d'Italia non è solo italiana, ma anche di tantissime persone che vengono dall'estero. Si stanno per concludere i lavori all'acquedotto della Val Bieggia, che garantisce la fornitura idrica agli abitati di Grea e Vallesella. Con un investimento di 426.000 euro sono stati sostituiti circa 1.600 metri di rete principale, posizionata tra le locali sorgenti e i serbatoi di accumulo di Bieggia alte e basse. Il cantiere, finanziato con fondi destinati all'emergenza dell'autunno 2018, ha consentito la posa di nuove tubazioni, la modifica del tracciato esistente. Dopo la tempesta Vaia si sono resi necessari ovviamente interventi come questo, che servono non solo a mettere in sicurezza le infrastrutture idriche bellunesi, ma anche a rendere il territorio più resiliente ai cambiamenti climatici in atto, e sappiamo bene quanti sono. Torniamo a Belluno adesso. Smettere di fumare non è facile, è un vizio diffuso, anche se ormai sempre più difficile da vivere, visti molti divieti per chi appunto fuma le sigarette. Oggi a Belluno si è cercato di convincere gli amanti del tabacco a farne a meno. Guardiamo.
La LIET, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Belluno, nell'ambito delle attività di prevenzione e informazione, insieme al SERD dell'ULSS 1 Dolomiti, ha promosso in occasione della giornata mondiale senza tabacco la campagna Il respiro è vita, dai vita al tuo respiro, con il patrocinio del Comune di Belluno. Fumano di più gli adulti nella categoria 35-45 anni. Il problema che si pone nella provincia di Belluno non è tanto questa categoria, ma il fatto che di fronte a una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di smettere entro i 40 anni, il bellunese medio smette con un ritardo di solito di 10 anni. Quello che il cittadino può fare è tutelare se stesso rinunciando con un po' di sacrificio a stili di vita che sembrano apparentemente innocui e promossi come atto di virilità o atto di emancipazione, e invece sono atti di aggressione verso se stessi. In Piazza dei Martiri, presente anche l'assessore alle politiche sociali del Comune Marco Dal Ponte, nel camper del SERD sono stati offerti dei servizi gratuiti nella logica di tenere monitorata la salute delle persone e invitarle a smettere di fumare. Un appello agli insegnanti di tutta la provincia, di ogni ordine, di ogni scuola, affinché il 31 maggio affrontino questo tema, dedichino anche solo 10 minuti della lezione a questo tema per sensibilizzare i ragazzi con delle ricadute importanti anche a livello di comunità, perché meno fumatori significa più salute individuale e più salute a livello di comunità generale. A Feltre adesso con la maratona di lettura, momento di partecipazione e coinvolgimento di tutta la città e di coloro che la vivono, dagli studenti alle persone più anziane. Vai a vedere, che aspetti? Vai, corri! 18ª edizione della Maratona di Lettura di Feltre, appuntamento culturale che si è ormai ricavato uno spazio a livello regionale e non solo, grazie alla qualità degli ospiti, al lavoro organizzativo dell'Ufficio Cultura del Comune e ai molti volontari impegnati. È una iniziativa che sta riscuotendo un successo notevole. Abbiamo a tutti gli appuntamenti una presenza superiore a tutte le aspettative e soprattutto notiamo che la gente aumenta di appuntamento in appuntamento e dagli sguardi si vede che è condiscendente e gradisce la modalità di queste letture che vengono fatte e che vengono proposte. Dopo che la prima fu incentrata su Buzzatti, la rassegna di quest'anno, dedicata a Niccolò Ammaniti, presente a Feltre, ha visto in campo 6 associazioni impegnate negli 11 appuntamenti disseminati in vari punti della città nelle 3 giornate della maratona. Ovviamente tutto questo si rende possibile perché abbiamo tanti volontari, credo che alla fine siano i lettori, siano una cinquantina quelli che si alternano nelle varie sedi, nei vari luoghi, e quindi a loro va il plauso e soprattutto il merito per essere riusciti a rendere queste giornate per la nostra comunità particolarmente importanti. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Ultimo weekend di maggio con sole, caldo moderato e tempo non del tutto stabile. Vediamo il dettaglio della giornata di domenica. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, dove nel pomeriggio avremo una maggiore probabilità di qualche temporale, possibile poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, come ci mostra la grafica. In montagna si formeranno degli annuvolamenti con la possibilità di qualche rovescio. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato ma un po' più nuvoloso, specie nelle ore centrali, con temporali a carattere sparso.
Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.